Secondo Corinzi, capitolo 6. Ovvero ministro di Dio. Come un ministro di Dio, io voglio spunzare a non fare ovviamente tutta la razza e Dio che avete avuto. Perché dice Dio, in un momento buono ti ha giusto, in 2 giorni la salvezza ti ha già aiutato. Ovviamente, questo è un momento buono della misericordia di Dio. Questo è chi lo giorno della salvezza. Nessuno si mettesse a caricare questa fatica mia e apostolo. Perché in ogni situazione mi sto comportando sempre in una maniera buona, per non scandalizzare nessuno. Anzi, in ogni situazione mi sforzo sempre a presentare come mi presentano serve Dio, perché sto sopportando con una pacienza assai rossa, sofferenza, guai e tormento. Sono stato rignone ammazzata, buttato in un carcere, mi sono trovato in una revuota dei popoli, mi sono stracquato in da fatica. Oggi passato un'ottata sana senza piglia sua né soffrendo la fame. Mi sto presentando come un serve Dio, mostrando l'onestà, la sapienza, la pazienza, l'amore, la presenza dello Spirito Santo, l'amore senza nessuna ipocrisia, predicando il Vangelo di Gesù Cristo con tutta la potenza di Dio. Per attaccare per me e difendere tengo un'arma sola, campà sempre come fa piacere a Dio. Qualcuno mi sta apprezzando, altri invece mi stanno regnando evidenzie. Certi parlano assai buoni a me, certi altri invece parlano assai malamente. Mi stanno giudicando come un bruglione, quando invece dico solo la verità. Mi stanno trattando come un forastiere, quando invece sono assai conosciuto. Come una che sta per morire, quando invece so chi ne vita. Sono castigata ma non accisa, tormentata ma sempre calma. So come un paziente quando sto facendo arricchire a parecchie persone. Non tengo niente, quando invece tengo ogni cosa. Esortazione. Corinzi cara. Ma ho voluto parlare con tutta la franchezza, ho voluto spaparanzare il cuore mio innanzi all'occhio vostro. Io non ho mai luato tutto l'amore che tengo per voi. Invece, mi avete inserrato il cuore vostro. Vi parlo come se fossero figli dei miei, sforzatevi per questo, pure voi e mi volete bene, e spaparanzate pure voi il cuore vostro innanzi a me. Non vi lasciate attaccare a chi lo yugo strano e tutti quelli che non credono a Dio. Quale accordo non ci potrà essere mai fra quello che è giusto e quello che è infame? Si potrà mai unire luce con scurore? Non potrà mai essere un accordo fra Cristo e Beliar, o Ramonia? E che tendono a sparare quelli che credono e quelli che non credono? Non può essere mai un accordo fra il tempo e Dio vivo e il tempo e tutto là direi. E non siamo che il tempo e Dio vive, perché esso stesso ha retta. All'uggia raggi in mezzo a loro e camminarraggi insieme con loro. Sarà Dio Dio loro e loro saranno popolo mio. Perché dice il Signore, fuite venne a mezzo a loro, spartite da tutti i lati, non toccate nessuna cosa che potesse fare anche a pagare, arrasate a loro e va cui a raggia a braccia aperte. Io per voi sarò come un padre e voi sarete per me come a figlia e come a figlia, dice il Signore, l'Onnipotente.